in collaborazione con Armando, siamo di nuovo qua per la settimana di Pasqua, per la giornata di Pasqua, no? Abbiamo passato una bella settimana, adesso c'è la Pasqua e dobbiamo fare la ricetta che tu avevi preparato per finire bene con una dolce veneto, la Pasqua. Salutiamo i nostri amici. Bene. Sono sempre qui che ci sentono. Buongiorno a tutti. Io ricevo delle telefonate, come mi dicevi anche te, di gente addirittura dall'estero, quelli che ti conoscono, Sì. quelle le hai ricevute te, ti conoscono e ti seguono anche in queste belle trasmissioni che facciamo con Veneto Globe. Allora, partiamo con la fugassa veneta pasquale. È un dolce lievitato della tradizione locale, no? Passiamo subito agli ingredienti. 500 grammi di farina 00. Questa è una preparazione, un dolce naturalmente diversa dalla preparazione della carne. Certo. 100 grammi di zucchero, 80 grammi di burro, 3 uova, 20 grammi di lievito, naturalmente io le dico veloci questi ingredienti, però passeranno anche in video, perciò potrete rivederli e copiarli. 20 grammi di lievito di birra fresco, 100 ml di latte, scorza grattugiata di limone, un cucchiaio di vaniglia, un pizzico di sale e granella di zucchero e mandorle per decorare. Prima di passare alla preparazione, però, io direi, Armando, di chiedere all'Anna, no, delle Manzane, cosa abbinerebbe come vino a questa fogassa. Vai, Anna. Ciao Bruno, ciao Armando. Visto l'arrivo di Pasqua, il dolce per eccellenza è la fugassa veneta e cosa ci abbiniamo noi? Un bel Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore di OCG di Cartizze. Perché ho scelto questo vino? Un po' per la lievitazione, per il tempo che bisogna dedicare a questo dolce, come il lavoro che dedichiamo nelle rive eroiche del Conegliano Valdobbiadene. Un residuo zuccherino dry, quindi parliamo di 22 grammi, che si abbina benissimo alla dolcezza del dolce pasquale. E niente, vi auguro un buon brindisi e una felice Pasqua. Allora, prima di passare alla preparazione, Armando, vorrei che tu raccontassi con il tuo modo, la tua inventiva, raccontassi come tu prepareresti questa fugassa. Perché si chiama fugassa? Perché in Veneto si chiama fugassa, Sì. È un dolce che alla fine ha un risultato e tu ce l'hai dentro, lo puoi raccontare. Un dolce tradizionale nostro veneto che ovviamente è gente da fuori che intinge questo dolce perché è una cosa così semplice, fugassa. È una fugassa che viene soffocata da questi ingredienti piacevoli e poi quello che è il bello che ti trasmette queste sensazioni che la cucina ti dà, che bisogna viverle, non bisogna tralasciare andare. No, si fa la fugassa, e tun e tan, e dopo cosa succede? Succede che non ti dà quell'emozione che deve dare a questa ricetta, e questo è importante. Ecco, io, cari amiche, come voi osservate, amiche e amici, quando io faccio una presentazione di un piatto, non mi piace presentarlo così, gli ingredienti no. Cerco di rappresentare la loro storia. Entro, prima di trasmettere la ricetta,
creare la sua storia, la motivazione e dove dopo alla fine si abbina meglio. Ecco, questa è una cosa che io trasmetto non quanto a tutti i telespettatori e quant'altro, ma anche agli amici, colleghi, perché anche loro, amici, colleghi, delle volte, con tutto rispetto, se ne frega di queste belle cose qua, e invece bisogna dare la sua importanza, perché, come dico sempre, dobbiamo dare i valori alla nostra terra veneta. Io direi di passare alla preparazione. Prima di passare alla preparazione vogliamo ringraziare anche i bibanesi, il nostro amico Armando. Cosa c'entra il bibanese con la fogassa? Non è che c'entra con la fogassa, ma prima di arrivare alla fogassa va a mangiare la carne, va a mangiare l'agnello, va a mangiare chissà quanta roba, e a tavola i bibanesi vanno Certo. sempre bene, Certo. con qualsiasi vino e con qualsiasi cibo. Ma È vero o ma, non è vero? ma è vero, ma a proposito, ti me stussica sempre. Dica ad Armando, non io, no, un uomo come si chiama? Armando dei Bibanesi, Armando, sì, Armando da Re. dare, dica che se il vuol, Se te vuole Armando, io dico ti subito. ho preparato una ricetta con i bibanesi da dessert. Dessert vuol dire dolce, Armando, che si visto? mangia, è il dolce quando chi mangia tutto. Ecco, è una libidine sulle papille gustative. E allora Armando, aspettati questa cosa straordinaria, Ah, sì, e sì. adesso stai a sentire Però anche dopo te. che vuol ho un vin che ci abbini bene, Ah, va bene, va bene. che va sia bene. chiaro, te dico subito. Però andiamo alla preparazione della fogassa, perché sono... Sì. bisogna metterli al corrente un po', dare... E beh, altro che. Guarda che a casa le donne sono veramente straordinarie, sono loro che inventano anche la preparazione, ma Come noi no? gli diamo la nostra, quella che tu hai inventato. La fogassa naturalmente richiede pazienza e rispetto come tutte le cose buone. Ed è vero, si scioglie il lievito nel latte tiepido, si unisce un po' di farina e si lascia riposare finché prende vita, capisci? È una cosa straordinaria. Poi si aggiungono le uova, lo zucchero, il burro morbido, gli aromi e il resto della farina e si mescola tutto insieme, si amalgama questa pasta, questa preparazione che diventa anche fantastica dal punto di sì, vista sì. del profumo, perché ti inebria preparando questa. Bravo. L'impasto naturalmente va lavorato a lungo finché diventa elastico e liscio. Si lascia lievitare lentamente anche per diverse ore, coperto e al caldo, magari vicino a una finestra dove entra la luce di primavera. Addirittura gli vogliamo dare la luce della primavera all'impasto. Una volta cresciuto si trasferisce in uno stampo alto, si lascia lievitare ancora, perché lievita ancora questo impasto, poi si incide a croce la superficie, si decora con mandorle e granella e si inforna a 170 gradi per circa 40 minuti. Vedete che la preparazione è gioia, con le proprie mani una persona, un uomo, una donna, un amante della cucina, su tua indicazione, maestro, passa anche quella mezz'ora, quell'ora di preparazione con grande gioia. E poi può aggiungere qualcosa di sua inventiva al momento che scopri perché non posso mettere sta roba qua. E può essere una cosa indicata giusta, perfetta. Quando esce dal forno, la fogassa profuma di casa,
di infanzia, di attese. È il dolce che si spezza con le mani, che si regala, che si porta in tavola con un sorriso lento. E con questo abbiamo dato il momento più felice della giornata, quando si arriva al dolce, abbinato col vino che abbiamo detto prima. Certo. E possiamo arrivare a salutare i nostri amici. Esatto. E lascio a te salutarli. Il saluto è talmente cordiale, amoroso, come posso definirlo, perché cari amiche, amici telespettatori e quant'altro che ci seguite, io intanto vi ringrazio per questa vostra attenzione che prestate tutti i giorni e quindi questo mi rende molto felice e mi dà un stimolo di più di creare emozioni per voi. Grazie amici, ciao, arrivederci, Ciao a alla tutti. prossima. Ciao. Ciao. In collaborazione con